Sono già stati dimessi con 10 giorni di prognosi 2 ventenni residenti nel veneziano che la notte di lunedì scorso sono stati sequestrati in auto, rapinati e minacciati di morte con una pistola puntata contro da 3 ignoti aggressori. Anche oggi al vaglio dei carabinieri filmati delle telecamere cittadine lungo l'asse Mestre-Fossò, considerato il presunto rapimento avvenuto nel centro mestrino, intorno a Piazza Barche, fino alla Riviera, nelle cui campagne la coppia di amici sarebbe stata costretta a scendere dall'auto dopo le botte, la ripetuta imboscata subita e dopo essere stati privati dei rispettivi telefoni cellulari e dei soldi in contanti. Si attendono altre 24 ore per agganciare le celle dei telefonini rubati ai due ragazzi, con il contestuale incrocio dei dati. Nulla escluso tra le ipotesi del violento episodio, che però non sembra al momento essere riconducibile a questioni legate a droga e nemmeno ad un'iniziale pista che narra di un regolamento di conti. Ancora da chiarire inoltre il legame d'amicizia tra i due aggrediti, uno di nazionalità africana e l'altro dell'Est Europa. Indagini in atto da parte dei militari dell'Arma di Vigonovo, dove i 2 ventenni hanno denunciato il fatto, con l'ausilio del nucleo operativo della compagnia di Chioggia e del nucleo investigativo di Venezia.